Ciao a tutti, sono Gioele De Zotti, un ragazzo di 21 anni di Susegana e sono un musicista, un artista e suono l'handpan come strumento. Allora, l'handpan è uno strumento di origine svizzera che è nato intorno ai primi anni del 2000 e poi si è diffuso in tutto il mondo e vi sono diversi artigiani che lo realizzano e mi sono appassionato a questo strumento più che altro per le sue sonorità particolari e essendo diciamo io un percussionista ho notato diciamo la possibilità di coniugare sia la parte ritmica che quella melodica in un unico strumento che era una cosa che cercavo da molto tempo. Questo strumento qui io l'ho visto per la prima volta nel 2011 in un viaggio che sono andato a fare a Stoccolma e mi ha molto incuriosito perché ho notato un artista di strada che lo stava suonando e da lì ho iniziato a interessarmi sempre di più su quali erano appunto le sue origini oppure anche come veniva suonato eccetera e quindi nei successivi anni ho poi conosciuto una persona, Lucio da Sanfior, che mi ha appunto fatto provare il primo handpan. Sono veramente rimasto contento perché è stata proprio un'emozione unica la prima volta in cui l'ho suonato, i primi tocchi venivano fuori dei suoni veramente stupendi e da lì ho un po' iniziato pian pianino a provare a riscoprire nuove sonorità, nuove melodie e cercando di far provare anche alle persone nuove emozioni. Diciamo che a me piace molto sperimentare, quindi ho iniziato anche vari progetti, non solo da solista, ma anche in collaborazione con DJ o con altri ragazzi che suonano il mio stesso strumento e noto che sta venendo fuori qualcosa di molto interessante. È uno strumento che sta prendendo veramente piede negli ultimi anni e infatti ha molteplici applicazioni, nel senso che io ho suonato in palchi, a talent, ho suonato anche in centri di yoga eppure anche nelle strade e diciamo che nelle strade ho riscontrato proprio il maggior interesse da parte delle persone che passavano proprio davanti e dedicavano il loro tempo all'ascolto di questo strumento e diciamo che è stato un vantaggio per entrambi perché fa veramente piacere quando delle persone si fermano, dedicano il loro tempo a te per ascoltare la tua musica e questo è veramente il regalo più bello che posso ricevere. Allora, diciamo che l'handpan, essendo uno strumento molto melodico, trasmette anche particolari emozioni. Infatti io stesso, quando compongo i brani, mi baso sulle mie esperienze e cerco di trasmetterle a più persone possibili. Infatti, generalmente nei miei brani si può notare che ci sono delle alternanze tra delle parti un po' più ritmate e delle parti un po' più tranquille. Ovviamente non sono tutte realizzate nello stesso momento, ma in base appunto a come mi sento io, cerco di combinare queste varie sensazioni creando poi un'opera finita che è proprio la melodia di per sé e poi lascio libera interpretazione alle persone che l'ascoltano di provare o i miei stessi sentimenti o qualcosa di diverso. Allora, personalmente non ho trovato troppe difficoltà nell'approcciarmi a questo strumento perché comunque ho avuto una preparazione di 8 anni alla batteria e quindi con qualche video tutorial su YouTube sono riuscito praticamente da solo a imparare come suonare questo strumento. Poi ovviamente è una cosa che con il tempo si migliora e diciamo che adesso il modo che ho io di suonarlo è molto diverso da quello che avevo all'inizio, nel senso che generalmente è uno strumento che viene suonato con le mani e io lo suonavo solamente con 2 dita. Adesso comunque mi sto un attimo specializzando nell'utilizzare tutte le dita di una mano che danno diciamo quella marcia in più e quella possibilità di far percepire più suoni e quindi realizzare anche brani che siano proprio completi nel loro insieme. Per il futuro è in progetto comunque di realizzare un album, è già uscito il mio primo singolo il 19 febbraio, quindi se volete potete andare ad ascoltarlo su Spotify e sulle altre piattaforme digitali. E il prossimo uscirà nei primi di aprile e così più o meno ogni mese ne uscirà uno nuovo e l'idea è quella di realizzare per quest'estate un album e anche un CD fisico e questo è diciamo il mio progetto principale e dopo ne ho comunque altri relativi a altre collaborazioni con un ragazzo che suona l'handpan e anche con un DJ. Io sono Joe Handpan, potete seguirmi in tutte le piattaforme digitali, su Instagram, su Facebook, mi trovate anche su YouTube e ci vediamo, seguitemi.